Il 2 luglio sarebbero stati 7 anni e quindi pensavo di aver trovato un'azienda dove poter andare bene avanti, ma così non è stato. C'è chi ha problemi perché appunto ha una famiglia da mandare avanti e chi come me, non solo come me, che è da sola e comunque non ha una famiglia a cui appoggiarsi e andare avanti da sola. Comunque devi mangiare, devi pagare l'affitto, devi pagare le bollette. È dura perché comunque già lo stipendio qua non è che era altissimo. Ma io prendevo una media di 950 euro al mese, quindi già comunque fai fatica per i tempi che corrono, tanto meno adesso, cioè a maggior ragione adesso con 700 e passa euro, anche perché essendo giovane una può avere tante idee per la testa, però se economicamente non stai bene, non ti impegni più di tanto, perché dici come fai? Cioè non sei solo tu, ma è tutto che sta girando così. Io lavoro qua da 9 anni. Sono preoccupata, sì, perché ti fa rendere conto questa realtà che niente è più certo, no? Niente è più sicuro in questo mondo, anche una cosa che era così indistruttibile come una fabbrica così grande, un marchio così famoso. Hai uno stile di vita appunto in una certa maniera, abituarti molto molto di meno, chiaro che devi cambiare un attimino un po' di cose. E in realtà in questo momento proprio stanno calando tutte le alternative, perché non è solo questa realtà che sta andando a rotoli, diciamo, no? E non è l'unico marchio grande, grosso appunto del Friuli che sta andando a finire così, e quindi ti blocca tutto quello che avevi programmato magari in questi anni. La voglia di fare, di difendere è sempre la stessa, anzi forse ancora di più, nonostante appunto quello che può sembrare le apparenze del numero sempre minore, delle piccole sconfitte, se si possono chiamarle così, che abbiamo ricevuto. Nonostante questo è sempre di più la voglia, sì. Il verbale d'accordo è chiaro, che noi abbiamo appunto firmato il primo anno di straordinaria, dopo ci saranno gli 8 mesi in deroga, che naturalmente lì si apre anche un problema, perché la Regione ha problemi di liquidità, visto le aziende che sono state in tante a chiederli. Dalla parte del governo regionale non c'è una presa di posizione per mantenere i posti di lavoro, e questo è netto e chiaro. Tondo, Ciriani, noi non possiamo far nulla. Cioè, questo è molto grave, perché le istituzioni devono rispondere e devono far sì che i problemi dei cittadini e dei lavoratori devono trovare delle soluzioni in merito. Quando sono persi questi 800 posti di lavoro, sono persi, punto e basta. La Cassa, il verbale d'accordo firmato è in previsione non di ripresa produttiva ma di chiusura. Quando si parla dei 24 mesi di cassa straordinaria per Precenicco, i 24 mesi vengono dati per chiusura. I nostri 12 mesi dopo la deroga vengono dati per ridimensionamento. Quindi qua rimarranno solo 160 persone su 660.